Intanto un appello agli elettori e agli elettrici di Pregazione, perché il centrodestra questa volta può vincere, è unito, ha un bel candidato, una persona capace, di esperienza, competenza, Gianni Cestaro, e siccome qua storicamente, ahimè, ha spesso vinto la sinistra, deve essere fatto uno sforzo da parte di tutti, soprattutto di andare a votare. L'affluenza è sempre più bassa e quindi con l'affluenza bassa, se uno è determinato, vuole cambiare le cose, vuole portare Cestaro a sindaco, deve andare a votare nell'interesse di questa comunità. Per le elezioni europee un voto a Forza Italia è un voto utile. Forza Italia fa parte del Partito Popolare Europeo, che è il primo partito in Europa, che è il partito di governo in Europa, perché esprime da sempre il Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio, il Presidente del Parlamento. Siccome in Europa bisogna contare, bisogna cambiarla ovviamente, perché deve essere migliorata, resa più vicina alle esigenze delle nazioni e resa più forte, perché oggi è molto disunita e molto litigiosa. Però bisogna lavorare nella direzione di renderla più forte e più unita. Forza Italia è questo che si aspetta dall'Europa, un voto a Forza Italia è un voto per rafforzare l'Italia in Europa.